In collaborazione con Sai Silvana che mi ispirano le castagne questa volta, chissà perché, assieme alle zucche, ma il nostro maestro Armando Zanotto Sì. senz'altro ci presenterà qualcosa che è inerente alle zucche e alle castagne. Che bello. Però tu cosa... Ciao intanto. Ciao Come stai? Bruno. Bene, bene, bene. Ruggero, sta bene? Sta benissimo Manda e ti sempre saluta. te, manda sempre te. Di mandare sempre te, che va bene così. Cosa ci hai Tesserino. portato di bello questa volta? Allora, se ti ricordi la scorsa puntata avevo portato la GLE 350D Coupé, oggi ti ho portato la versione SUV. La particolarità è che è un nuovo colore, quindi il colore grigio Alpi è un nuovo colore, è sempre del 2023 che la rende sicuramente una Mercedes diversa da tutte le altre anche per il colore. Oltre che a ricordare sempre attraverso queste stelle il Io direi che è marchio, un mostro come quello che ci hai presentato l'altra volta. decisamente Ha delle sì. caratteristiche indubbiamente diverse. Assolutamente sì, ma tu lo sai che ad esempio se hai freddo all'interno della macchina puoi dirle ho freddo e lei alza la temperatura? Ci ascolta, Assolutamente. risponde anche. Puoi parlarci, Ma dai, le puoi dire di cambiare stazione radio senza poterti distrarre alla guida, quindi è piacevole anche... non dirmi che guida da sola. Quasi, quasi. Perché il piacere della guida è nostro, il piacere della guida deve rimanere nostro. Ma la no? bellezza è proprio stare all'interno di un salotto e poter guidare con tutte le assistenze che può dare sulla sicurezza. Io ti ringrazio, ci hai portato veramente delle auto straordinarie e abbiamo vissuto un momento del futuro e penso che il nostro amico Ruggero Carraro, con la sua grandissima azienda, abbia ancora delle sorprese per noi. Sono sicura di questo. Ciao, Ciao Bruno, grazie. Un abbraccio, ciao. Allora, visto che siamo partiti e stiamo vedendo le eccellenze della cantina Le Manzane, cantina vinicola straordinaria, eccezionale, portata avanti dai nostri amici che sostengono questa trasmissione, ma li vogliamo salutare questi nostri amici come no? che stanno davanti a guardare e a sentire quale sarà la tua prossima ricetta. Io te lo dico, perché me lo sono scritto questa volta. I pestarei. Però mi ho letto nel tuo libro che i pestarei, fammi andare alla pagina. A che libro, scusa? Questo è il libro di Armando Zanotto, 50 anni di cucina tradizionale in 600 ricette di ieri, E di oggi e mi direi anche di domani, perché Sì. insomma qui dentro c'è veramente tanto. Grazie. Allora, qui a pagina... e Intanto adesso... che tu guardi la pagina, io saluto tutte le amiche e Saluta amici, gli amici. vi auguro buona giornata e vi aspetto a vederci sabato a queste ricette che noi diamo e così poi domenica le potete eseguire con i vostri mariti. Quindi vi auguro buon sabato e buona domenica. Allora, mi entro alla pagina. A pagina 100 di quel famoso bel libro che sia stato un best seller, no? Di Armando Zanotto che ne ha scritto 12 e dopo tanto di più. I patugoi. Sì. I patugoi e i pestarei. Sì. Tu che ti leggi la No. ricetta dei patugoi? No, i e patugui dopo te è un leggi- facsimile dei pestarei. Ah, sei un facsimile, sì, non sì. c'è chi dice a me a patugui ai pestarei. No, Ah. no.
E guarda, hai il libro lì. Vuoi Guarda. che ti dica la ricetta dei patui? Sì, di patui. Dei patui. Ingredienti per 4 persone. 1, 2, 3, 4. Che sia Ok, chiaro, sì. 200-250 grammi di farina gialla. Sì. Quella Gialla, da far che polenta. l'abbiamo vista Quella prima. gialla che abbiamo Gialla, comprato. è importante che sia Marano, deve essere scritto. Marano. Trovarla qui alle Ma pannoncette come hai fatto a piccole. ricordarti? Mi l'avevo scritto. Beh, tu le tutte qua, scusa. 1 litro di latte. Sì. Ecco, qui ti chiedo, intero Intero. perché E dà più corpo, più dà bontà. corpo. 1/4 di acqua, Esatto. 1/4 di litro. Sì. 40 grammi Grammi. di burro. Esatto. E burro naturalmente delle nostre parti. Certo. Noi abbiamo dei burrifici che fanno... Mi tufferei nel burro. Ah, ti credo. Veramente, veramente. 150 grammi di formaggio invecchiato. Qui non parliamo anche qui delle nostre eccellenze. Il formaggio invecchiato. Un straveggio, nostro. un straveggio del nostro territorio, Piave. Che si mangia anche qua poi in Sì, è una meraviglia. Oppure anche, vabbè, diamola ricotta affumicata, ma Sì. mi preferisce Certo, certo. il formaggio. Una presina di cannella, Esatto. proprio una presina per dargli sale. La preparazione è veloce, procedere con la ricetta come le ricette precedenti alla cottura della polenta. La polenta, sai, è facile da Beh, fare. e sa far tutti quanti. Sì. Unitevi il formaggio tagliato a listarelle o la ricotta, ma lasciamo il formaggio, la cannella, il burro e insaporite di sale. Prendete 4 belle ciotole, due Esatto. nel caso nostro, Certo, due, certo. e versatevi i patui belli caldi con un po' di latte freddo sopra. Portate in portate qua. in Perfetto. Ah, te si pigro oggi, eh? Polenta con latte e zucca, pestarei con la suca. Io vorrei tanto pestarei con la suca. Antichissima ricetta un po' dimenticata. Un tempo per ovviare alla solita polenta. Vero. Polenta sulla Sì, tavola. vero. Dei taglieri di polenta che ti tagliera col fil, ti ricordi tu? Altro che. Con te era Tosatel. E ti dava una fetta di polenta e un po' di formaggio. Certo, e certo. era la serata. Allora, un tempo per ovviare alla solita polenta, tendenzialmente tutti i giorni sulle tavole la si arricchiva con gli ingredienti che si aveva a disposizione, per quanto poveri fossero. Una ricetta semplice ma ottima nelle fredde serate invernali. È veramente un piacere provarla. Gli ingredienti per 4 persone: 150 grammi di farina gialla, che siamo come prima, Sì. 1 litro di latte, quella di prima, 1/4 di acqua, quella di prima, 400 grammi di zucca. Esatto. Quale zucca? Sempre Sempre le due tipologie di zucca, però sempre cotta in forno. cotta in forno. Allora, 400 grammi di zucca, 50 grammi di burro, di Esatto. quello delle nostre Sì. latterie, una presina di cannella e sale. Sale. Il procedimento è semplicissimo, Basta. perché voi dovete fare, mie care amiche, la polenta normale come che fate tutti i giorni, solo che gli mettete il latte, il burro, la cannella e poi praticamente fate la cottura che sia una polenta però morbida, che risulti quando è pronta, che sia pronta a cucchiaio, che quindi col cucchiaio diventa questi pestarei piacevoli. Allora, care amiche e cari amici, vi faccio vedere come si mangia questi patui. Questo è lei? Che i patui gli va a versare stesso latte come i pestarei. Ora, questi i pestarei, se fa una croce, si tira una croce così, Sulla polenta con farina di marano. ecco là, se la vuoi arrotondare un po' di lato, e cosa si fa? Si versa il latte freddo al centro. Ah, freddo, sì, perché la al polenta è centro. calda. Quindi deve andare sulla croce così, fare come una croce. Ecco, da qui cosa si fa? Col cucchiaio
si mangia questi patugui, quindi il latte si cimenta sui patugui e sui pestarei come questi, caldi, che è una delizia, mangiate sede, ma è molto, guarda, se tu vedi, guarda, vedi come che deve essere così, vedi, tac, te ciò le te mangi, ma non te li mangia proprio, care amiche, gli resta qua perché li fai mangiare dopo la trasmissione. Che dire, vi auguro buon fine settimana. Mi cominci a mangiare la zucca. Ah, questa è una zucca buona, però sempre col cucchiaino devi scavare, ecco qua, sì. si scava col cucchiaino e si mangia. Sentirai che bontà. Allora, arrivati anche alla fine della terza ricetta, normale, semplice, una cosa che possono fare tutti in casa, anche le bambine che imparano a farlo mangiare. Allora, a questo punto noi diciamo arrivederci alla prossima puntata. Esatto. Un abbraccio a tutti e seguiteci ogni sabato. Siamo qua con voi. Buon sabato e buona domenica. Ciao a tutti. In collaborazione con